pensione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagno che chi lo stipendio, un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, o marito non tiene pazienza. Non mi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sera. Poi vedete un cappotto, cammello, che maxi processo eravate più bene. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato la televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza. Mi tengo le scarpe gillette, da Dio Campari o Livio Caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. La ricetta cacciccirindella, compagni di cella, c'è dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. La ricetta di ciccirinella, compagni di cella, precisa papà. Le carceri d'oro, ma chi le ha mai viste chissà, che se sono fatiscenti per chi stipetenti se tengono l'immunità. Non raffaevo politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma capendo voi state a pagare, vorrei che state ne stanno spassando. A proposito tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, io l'ho fatto 50 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi, ma che date con forte lavoro, eminenza vi bacio vi imploro, il lottarmi con mamme e con me, che crema da rabbia, che questo caffè. Chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, sopra ogni cosa. Appena scesi alla stazione, bel paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noi, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concubino al cuore libero oppure amore. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Da buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più moglie, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornuti, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore s'era punito, disse dall'ordine questo grito. Poi andarono dal commissario, dissero senza parafrasare, e la schifosa da troppi clienti, quindi un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. E quarantena non è una torre di cui siamo colmi i carabinieri, ma quella volta prendono il treno, la compagnia armata volentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano,